Giuseppe Salvatore Rina è un cittadino di Padova residente in via dei Palazzi, quindi attualmente detenuto nelle patrie galere, ma che ha intenzione di rimanere nella vostra città. L'indirizzo ovviamente è quello del carcere di Padova. Il figlio del capo dei capi, Totò Riina, da tempo è detenuto qui, almeno da un paio d'anni, da quando la sua residenza da Corleone cambiò destinazione Padova, dietro le sbarre per reati minori, ma nei prossimi mesi tornerà libero. Molto probabilmente ha stretto amicizia con detenuti comuni, con la malavita locale, visto che tra le altre cose giù non è aria per lui. Direttore di una piccola TV a Partinico nel Palermitano, da dove racconta senza paure la lotta ai boss, Pino Maniaci lancia però un altro appello. La mafia al nord, come dice qualcuno, non è un'invenzione, non è un'opinione, è reale. Cari cittadini, aprite gli occhi. In Veneto, per incontrare gli studenti e raccontare loro la mafia, mette in guardia tutti dopo le inchieste Catapano e Casalesi a nord-est, i tentacoli della criminalità organizzata nella nostra terra. Noi abbiamo solo Cosa Nostra, voi le mafie le avete tutte, compreso qualche Chinatown o qualche mafia russa o anche le mafie dell'est. Maniaci è da anni un simbolo, racconta e dà molto fastidio alle mafie, che spesso gli ha mandato messaggi chiari, autoincendiate e minacce. Chiede a Salvuccio Rina di prendere le distanze dal padre, cosa che non ha mai fatto. Caro Giuseppe Salvatore, i mafiosi prima o poi o vengono ammazzati o finiscono la loro vita nelle patrie galere.